consistenti tracce di leghismo, di paraleghismo, di protoleghismo, nonostante siano stati scritte da autori assolutamente insospettabili di simpatie o di collaborazioni con il movimento della Lega o con le sue attività, diciamo, a latere. Partiamo con le 8 canzoni che abbiamo scelto dopo la selezione di ieri, e le prime 2 che si stanno per sfidare sono le 2 canzoni che possiamo racchiudere sotto la categoria le canzoni manifesto. Sono nell'ordine Io non mi sento italiano di Giorgio Gaber, che già nel titolo penso che la dica lunga su quella che è, diciamo così, la percentuale di leghismo in questa canzone, e poi una sorpresa che ci avete segnalato proprio voi ieri di Edoardo Bennato, C'era un re. Allora, secondo la comune formula dei nostri giochi, ora facciamo partire entrambe le canzoni, prima l'una e poi l'altra. Durante le canzoni voi potete votare o l'una o l'altra, proprio per SMS mentre le state sentendo. Quindi annotatevi il numero di SMS, perché qui ne va della cultura paraleghista: 346 64 277 56. Non vale votare già ora, saranno scontri diretti, esattamente come abbiamo fatto per le nostre quirinarie, non ho ancora imparato a dirlo, radiocratiche. Qui invece facciamo una sorta di festival della canzone paraleghista. Scontri diretti, dicevo. Il primo con il quale partiamo nella categoria manifesto politico abbiamo Io non mi sento italiano di Gaber contro C'era un re di Edoardo Bennato, e partiamo proprio con Edoardo Bennato con C'era un re. Se secondo voi questa canzone è più leghista di quella di Gaber, 346 64 277 56, potete votarla, oppure potete già votare Gaber se sulla fiducia secondo voi tra le due la più leghista è quella di Giorgio Gaber. Ma prima C'era un re, Edoardo Bennato. Sentite bene il testo. Ieri mi avete addirittura detto per SMS che questa canzone avrebbe potuto scriverla Oneto, e in parte è vero, sentitela.
che non ha grandi sorprese. Gaber si impone 8-4 contro Bennato, 8-4, ma diciamo una vittoria molto netta, anche perché è una canzone più paraleghista di Io non mi sento italiano di Gaber, è difficile trovarla, non solo per il titolo. Poi c'è l'elogio al Rinascimento, che è il momento in cui l'Italia era politicamente più divisa, ma culturalmente più florida. E infine questa cosa, abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia, quindi la presa d'atto che un'identità nazionale non c'è, nonostante se ne cerchi di costruire una più ampia, era veramente difficile da battere per il buon Bennato, che però lo mettiamo lì tra le scoperte, almeno per me e magari per alcuni di voi, di canzoni che sono palesemente paraleghiste, di cui non avevo mai sentito parlare e non mi sembra che facciano parte del repertorio più conosciuto di questi artisti. Quindi passa in semifinale Io non mi sento italiano di Gaber e passiamo invece un'altra categoria. Sono 4 categorie per questi quarti di finale con cui ho raggruppato le canzoni. La seconda categoria di oggi è la categoria comics, e la categoria comics parte con una canzone che è La terra dei cachi di Elio e le storie tese, che se la vedrà con due campioni veramente tosti dell'orgoglio padano nel senso migliore, che sono Cochi e Renato con Nebbia in Valpadana. Partiamo con La terra dei cachi. La regola è facilissima, sono contento che intuitivamente l'avete capita tutti: 3, 4, 6, 6, 4, 2, 7, 7, 5, 6. Mentre passano le canzoni voi votate o l'uno o l'altro. Quale tra le due canzoni che stiamo per sentire è più leghista secondo voi? La terra dei cachi e poi Nebbia in Valpadana. Prima La terra dei cachi. Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali.
Diciamo che adesso io posso dirmi, se me lo permettete, leggermente esperto dei vostri gusti, sia letterari che politici che radiofonici, e non anche degli orientamenti di quel tipo. Caro regista che fai gesti inconsulti, non sono esperto e ogni ascoltatore faccia quello che gli pare. Invece di quello che vi piace e più o meno della vostra, così, in che modo vi orientate nelle scelte, devo dire che ci siamo un po' arrivati, e il povero Elio veramente ha subito una debacle. Adesso fatemi aggiornare il tabellino con questi ultimi 3 sms: 3, 2, 5, 8, 10, 15 a 3. Fate conto che quando vi avevo dato l'exit poll era 4-3 per Nebbia in Valpadana, ma poi la voce di Cocchi e Renato vi ha trascinato, e ha trascinato loro in semifinale. La Terra dei Cachi quindi la Nebbia in Valpadana batte la Terra dei Cachi per il trofeo Va Pensiero Stupendo, e vedremo nelle prossime puntate chi affronteranno poi in semifinale i 2 semifinalisti che abbiamo detto oggi, che sono Io non mi sento italiano e Nebbia in Valpadana. Dopo la pubblicità vedremo di fare almeno gli altri 2 quarti di finale, se no non ci stiamo dentro. Noi abbiamo una scaletta molto più serrata del Festival di Sanremo, perché davvero non possiamo fare tutte le puntate così, però almeno la prima dobbiamo fare un po' di scrematura. Nel frattempo io vi ringrazio come sempre quando state allo scherzo e a questi giochi, che sono giochi stupidi ma in parte seri, perché l'egemonia culturali, e non solo le egemonie culturali, le aree culturali e anche politiche alla fine non si vedono solo dai rappresentanti al Parlamento, dagli autori di riferimento, dai giornalisti, ma anche dalla musica, dall'arte, che in qualche modo deve intercettare dei sentimenti, esattamente come la politica. Chiaramente la politica lo deve fare in maniera più seria, l'arte invece può permettersi, come Cocchi e Renato, di fare emergere degli aspetti degli istituti di credito e dei banchieri che si impiccano, ma con leggerezza, pur dicendo una storia che la conosciamo noi perché la viviamo magari in altre latitudini dello stesso paese. Il nord non viene immaginato così, quindi se c'è stata un'ampia risposta su Nebbia in Valpadana è perché in effetti ci hanno preso perfettamente. Io ripeto, vi ringrazio non solo per aver partecipato e per partecipare a questi giochi, ma anche per la fantasia con la quale esprimete il vostro voto. Ad esempio, un amico anonimo per votare Nebbia in Valpadana ha scritto NVP, ed è veramente geniale. Poi alcuni hanno usato il titolo, altri Cocchi e Renato, e altri ancora invece ci hanno proposto delle altre canzoni che non entreranno nelle 8 dei Va Pensiero Stupendo, ma le metteremo così a corollario. Nello specifico ci avete proposto come canzoni paraleghiste Indipendente, questo è il titolo, di Niccolò Fabi, e poi sempre di Cocchi e Renato Sergio propone il Bonzo, e poi un ascoltatore ci segnala la canzone di Vasco, quella che già mi avevate segnalato ieri, È colpa di Alfredo, che però non è nell'ottava. Ho dovuto fare una selezione veramente lacerante. Intanto arrivano ancora voti, basta, ha vinto Cocchi e Renato, tranquilli. Dicevo, ho dovuto fare una selezione, È colpa di Alfredo, però la sentiremo così fuori concorso, perché c'erano delle categorie da fare e non ci stava in nessun'altra. Per la categoria manifesto, quindi oggi ha vinto Io non mi sento italiano, per quella comic ha vinto Nebbia in Valpadana. Dopo la pubblicità abbiamo le categorie Odi e Tamo e la categoria B-Folk, quindi non andate via che oggi facciamo una prima parte di Rebelot molto musicale, forse è meglio di Sanremo, vedete voi, però se state ascoltando qui una ragione ci sarà. Per chi invece sta dicendo ma quando incominciamo a parlare di quello che succede, tra 8 secondi, un po' di pubblicità e il GR ci riporta nell'attualità di questo martedì 10 febbraio 2015. C'è chi segue le mode e chi le crea. Lancia Y. Insegui uno stile unico, il tuo.